Rifugio Velo della Madonna, trekking classico ed immancabile delle Pale di San Martino. Il punto di partenza da località Col, quota 1428 metri da San Martino di Castrozza. Dopo aver attraversato i prati Col, primo cambio di sentiero, seguo le indicazioni per il 721 e mantengo la sinistra. Sentiero che parte subito ripido. Eh sì. Sentiero tecnico che su fondo detritico risale quello che è il letto di un torrente. Parte di sentiero franata dove bisogna porre la dovuta attenzione. Primo punto osservativo del rifugio, ubicato su una terrazza rocciosa ed affacciato sulla Val Cismò. Il sentiero ora diventa 713. Ultimo strappo prima di raggiungere il rifugio, il cosiddetto 713 della Lasta Moia. È presente comunque la fune metallica dove potersi aggrappare.
rifugio Velo della Madonna, a quota 2358 metri, alla base dell'omonima cima. Nella fase di rientro scelgo di percorrere nella sua totale lunghezza il sentiero 713. Sentiero che bisogna prestare maggiormente attenzione nella fase di discesa, in quanto la roccia bagnata lo rende particolarmente insidioso. È ben attrezzato, ma non da sottovalutare. È un classico sentiero dolomitico, in parte panoramico e in parte racchiuso tra pini e mughi. Cambio di sentiero, ora in buco il 7B4 in direzione San Martino di Castrozza, in modo tale da formare un anello escursionistico. È una strada ghiaiata, larga, ben battuta e anche molto panoramica. Giungo quindi al bivio di questa mattina e concludo qui il mio anello escursionistico. Seguo qui le indicazioni per Praticò San Martino di Castrozza, il numero 22. In definitiva è un itinerario da considerarsi per persone esperte e ben allenate. Infatti sono circa 1000 metri di dislivello racchiusi nella prima frazione, quindi in quei primi 5-6 km, per circa 5 ore quasi totali di camminata.